Ben ritrovati a tutti. Oggi, venerdì 22 dicembre, sulle orme del Maestro, la nostra rubrica ci sta accompagnando a prepararci nell'ascolto dei Vangeli del giorno a vivere il mistero del Natale, ormai prossimo. Cominciamo il nostro incontro invocando lo Spirito Santo per ascoltare la sua parola e cogliere quello che il Signore vuole dirci. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Il Vangelo di oggi è preso da Luca, capitolo 1, versetti 46-55, ed è il cantico del Magnificat che Maria dice a seguito dell'incontro con la cugina Elisabetta. Lo ascoltiamo. In quel tempo Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». La liturgia ci riporta, nell'ascolto del Vangelo, ci riporta alla figura di Maria, Giuseppe, uomo giusto, Zaccaria, un uomo incredulo, ma che poi sperimenta che Dio veramente esaudisce le preghiere di ogni uomo. Poi abbiamo visto Maria che risponde all'annuncio dell'angelo, donna della grazia, Elisabetta, donna che benedice. E qui abbiamo oggi di nuovo la figura di Maria. La liturgia ci riporta in modo forte a guardare a lei. Lei, più che atteggiamenti, ha la sua lode. Maria esulta, donna dell'esultanza, rende gloria a Dio per l'opera meravigliosa che Lui fa. E qual è quest'opera? È aver guardato all'umiltà della sua serva. Maria rende lode magnifica il Signore perché si accorge che Lui ha visto la sua condizione e rispetto alla sua condizione umile si è coinvolto per portare vita piena in questa realtà. Molto bello questo. Infatti il brano che abbiamo ascoltato è diviso in 3 parti, grosso modo. La prima è questa del riconoscimento di lode al Signore perché lei è stata guardata nella sua umiltà. Poi c'è l'esultanza per la misericordia che sconvolge le situazioni umane, ha spiegato la potenza del suo braccio, disperso i superbi nei pensieri del cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, rimandato i ricchi a mani vuote. Dio che con la sua misericordia riesce a sconvolgere, trasformare radicalmente le situazioni umane. E infine il terzo passaggio di questo inno di Maria è il ricordo che il Signore mantiene la promessa, mantiene le sue promesse. Soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso, aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre.
Ecco, da questo inno di Maria siamo, penso anche noi, chiamati per prepararci al Natale, poterlo vivere con pienezza, sperimentare su di noi gli effetti della presenza del Dio con noi che trasformano. Innanzitutto siamo chiamati, come uomini del nostro tempo, come credenti, a riconoscere in quali realtà Dio ci ha visitati, ci sta visitando, sta avendo uno sguardo di misericordia. Lo devo riconoscere e rendo grazie per questo. Signore, ti ringrazio perché qui sei presente e hai usato con me misericordia. E allo stesso tempo, perché questa preghiera sia autentica e possa aiutarci ad accogliere Gesù nel mistero del Natale, siamo chiamati a riconoscere che c'è la sua presenza in tante situazioni attorno a noi, nelle quali Lui è capace di fare una cosa nuova, sconvolgere appunto le realtà. Le riconosco e le dico al Signore nella mia preghiera. E infine invoco la fedeltà della promessa: Signore, vieni, continua a venire, sii fedele alla promessa di vita piena che tu fai per ogni uomo di ogni tempo. La preghiera di Maria, questo inno di lode, apre anche noi in preparazione del Natale a riconoscere una dimensione, ci rivela una realtà di Dio, che Dio è l'Onnipotente, emerge, ha fatto grandi cose in me, per me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Dio è l'Onnipotente e il Santo. Magari questo lo sappiamo, lo crediamo anche. Poi concretamente lo pensiamo più come un attributo, un nome da dare a Dio, ma la Scrittura lo mette in evidenza fortemente, addirittura testo l'Onnipotente, il nome di Dio, lo chiama così proprio con lettera maiuscola, Onnipotente, ci fa capire questo, che abbiamo da credere che Dio veramente può, con la sua potenza che stiamo vedendo così in modo normale nella vita di queste due famiglie, di Zaccaria, Elisabetta e di Giuseppe e Maria, che con la sua potenza, cioè con la grazia dello Spirito Santo, Lui compie o nel nascondimento della casa di Nazareth, oppure nello splendore, nella istituzionalità del Tempio di Gerusalemme, compie continuamente, apre strade per far sì che la presenza di Gesù sia riconosciuta, nasca e poi accolta e generi vita nuova. Lui è onnipotente, presente e agisce continuamente in ogni situazione. Bene, invochiamo allora anche oggi il Signore con la preghiera della Chiesa. O Re delle genti, da loro bramato e pietra angolare, che riunisci tutti in uno, vieni e salva l'uomo che è plasmato dal fango. Ci accompagni la benedizione del Signore, il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dietro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.